Il comandante della Legione Carabinieri Sicilia, generale di brigata Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita al comando provinciale Carabinieri di Agrigento, dove è stato ricevuto dal comandante provinciale colonnello Nicola De Tullio. L'incontro si è aperto con il saluto al personale in servizio presso il comando provinciale, tra cui gli ufficiali della provincia, una rappresentanza dei comandanti di stazione, dei reparti speciali dell'Arma. Nel corso della visita il generale Del Monaco ha incontrato anche militari protagonisti delle recenti operazioni di polizia giudiziaria. Il personale del nucleo investigativo di Agrigento, che si è distinto nell'ambito dell'indagine che lo scorso 10 luglio ha portato all'esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziati di delitto emesso dalla DDA della Procura di Palermo a carico di 13 soggetti gravemente indiziati a vario titolo di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso, ovvero dell'agevolazione all'organizzazione criminale denominata Cosa Nostra. I militari della compagnia di Sciacca il 30 luglio hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Sciacca su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 9 giovani indagati per porto illegale di armi a rissa aggravata, avvenuta nella notte del 13 luglio scorso sull'aneria di Portopalo di Menfi e culminata con il ferimento per accoltellamento di un giovane di origine egiziana. Successivamente il generale ha incontrato le principali autorità istituzionali della provincia, il procuratore della Repubblica di Agrigento Giovanni Di Leo, il presidente del Tribunale Giuseppe Minisenda Giambertoni, il prefetto, il dottore Salvatore Calcamo, il questore Palumbo, i quali si è intrattenuto in un proficuo confronto sui temi della legalità e della sicurezza. Al termine della visita, il generale Del Monaco ha espresso il più vivo apprezzamento per l'alto spirito di sacrificio profuso quotidianamente nell'espletamento dei servizi istituzionali, per il lavoro svolto e i lusinghieri risultati conseguiti, ricordando il fondamentale ruolo dell'Arma dei Carabinieri.